La Guardia di Finanza di Jesolo ha concluso una vasta operazione finalizzata alla verifica del corretto pagamento del superbollo, tributo introdotto nel 2011 dal governo Monti per fronteggiare la crisi economica che va a colpire tutte le vetture di lusso con potenze superiori ai 225 kW per il 2011 e superiori ai 185 kW dal 2012. Attraverso l'incrocio delle banche dati in uso alle fiamme gialle, i militari hanno individuato un campione di 50 vetture di lusso al fine di riscontrare l'effettivo pagamento dell'addizionale erariale alla tassa di possesso da parte dei soggetti proprietari e locatari in caso di leasing. Le preliminari attività di accertamento hanno permesso di constatare che per 37 vetture di lusso su 50 non era stato versato il previsto tributo per tutte le annualità dal 2011 al 2015. Le attività ispettive hanno condotto alla constatazione di omessi versamenti di tributo per circa 70.000 euro.